Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Insegnante di latino e greco qui del Barbarigo e docente di greco, biblico e patrologia alla Facoltà Teologica del Triveneto, nonché è presidente del centro universitario qui di Padova ed è stato anche nominato responsabile della pastorale universitaria della diocesi di Padova, consigliere spirituale di un'equipe Notre Dame dell'equipe di zona. Ecco, ha dato la disponibilità a strutturare un ciclo di 3 incontri sulla paternità. Un bel argomento, ovviamente. E questo è il primo incontro. Il secondo si svolgerà adesso andiamo a vedere le date, il 13 marzo. Però ecco, non si farà qui in Sala Ramì perché era già stata prenotata, si farà in Aula Magna vicino alla presidenza al primo piano. E poi l'ultimo incontro invece il 27 marzo che si farà qui. Grazie Don Roberto. L'altro giorno Daniele ha detto, durante una telefonata, ma perché parliamo di padre, di paternità? Bella domanda, cioè, non saprei. Una risposta buona potrebbe essere che l'anno scorso al centro universitario abbiamo proposto tutto un ciclo sulla figura del padre e quindi, avendo sentito parlare molti esperti su questo argomento, ho detto forse potrebbe essere interessante far circolare alcune idee raccolte nel percorso sul padre del centro universitario, anche perché ho visto che nel corso dell'anno passato e poi anche dai giornali, da cose che si leggono sul web, è un tema molto sentito, molto vivo, di cui si parla molto frequentemente, e quindi ho detto potrebbe essere utile per dei genitori affrontare la figura del padre non solo come quello che è diverso dalla madre, ma come uno dei due genitori, in quanto problematica oggi non è solo la figura del padre, ma è proprio la figura del genitore, il ruolo del genitore, e addirittura potremmo fare un salto ulteriore, è degna di considerazione, richiede attenzione da parte nostra la figura dell'adulto. Quindi abbiamo proprio a cerchi concentrici delle tematiche che sono di grande interesse per noi adulti che abbiamo, voi dei figli, io dei nipoti e degli alunni, comunque abbiamo a che fare con giovani, con la pretesa di instaurare dei rapporti educativi, che poi è questa il nostro obiettivo, Oggi a scuola un ragazzo mi ha detto, ho detto, presente, ma insomma, ho detto a mia madre di non venire stasera. Perché gli ha detto di non venire? Perché è un incontro sul padre, quindi dovrebbe venire, o viene con papà, oppure, no, dico, cioè, non è un incontro per padri, è un incontro sulla figura del padre. Ma quanto diremo potrà essere utile per il padre, per la madre, comunque per un educatore. Ah sì, forse allora buongiorno, devo andare in ricreazione, arrivederci. E quindi si chiude poi velocemente il tema. Potremmo introdurre la serata con l'immagine che
penso abbiate presente, del film di Nanni Moretti, Habemus Papam. Quanti l'hanno visto? Quanti non l'hanno visto? Tutti. Poi allora cominciamo. Comunque questo film è interessante, tra l'altro è uscito nel 2011, quando ancora di missioni del Papa neanche si parlava, Nanni Moretti mette in scena la crisi di quest'uomo che viene chiamato a occupare il soglio di Pietro e che proprio nel mentre sta uscendo sul balcone per salutare la folla che assiepa Piazza San Pietro, si nasconde dietro una tenda, un urlo proprio no! E non vuole uscire, non esce, ha paura di uscire sul balcone e inizia lì tutto il percorso del film. Durante pressappoco, quando siamo a metà del film, attraverso il portavoce della sala stampa incontra una psicanalista. Alla psicanalista dice di non sentirsi all'altezza della situazione, gli pare di non avere gli strumenti per affrontare il compito che gli viene affidato. La psicanalista liquida la questione dicendo buonasera che si tratta di un deficit di accudimento, forse da bambino non ha avuto qualcuno che le ha voluto bene, che adesso ha tutti questi rigurgiti insomma alla fine lo convincono i cardinali di affrontare la folla e lui la affronta effettivamente, ma per dare le dimissioni e dire io a un compito così alto non mi sento portato. Ed è metafora un po', no? Della figura del padre, ma in genere insomma della figura dell'adulto di questa nostra epoca che di fronte a un compito, a una responsabilità sentiti superiori alle proprie forze si tirano indietro. Io farò riferimento ad alcuni libri, anche se il sottotitolo dell'incontro di stasera è preso dal libro di Massimo Recalcati, Cosa resta del padre, un libro che consiglio e di cui raccomando la lettura. Farò riferimento anche a qualche altro testo e vorrei partire da un passaggio di questo di Michele Serra, Gli sdraiati. Avete già letto? Sì. Chi non l'avesse letto, io ho portato qualche copia anche perché merita la lettura, credo sia assolutamente interessante. A pagina, verso la fine, proprio le ultime battute, porta il figlio a fare una camminata in montagna e prima è preoccupato che il figlio non ce la faccia perché fuma, perché è vestito in modo inadatto per la montagna, per una serie e poi si accorge che mentre lui è preso da tutte le sue paranoie, ma guarda, forse non sono stato il padre giusto, ho sbagliato con mio figlio, ecco è venuto su un papamolla, eccetera eccetera, si ferma, si gira per vedere se il ragazzo e non vedendolo comincia a chiamarlo e dopo un po' il figlio lo chiama, ma già arrivato in cima alla montagna e infatti ecco qua, sono qui papà. Udire il nome del padre nella sua forma infantile fece lievitare la mia ansia fino a mutarsi in spavento. Sentirmi chiamare papà e da lontano quasi mi atterrì come un'accusa, un richiamo all'ordine. Continua e può darsi che effettivamente il sentir parlare, no, di padre, di genitore provochi in qualche adulto e forse anche in qualcuno di noi un senso di inadeguatezza. Ma io sono all'altezza di, ma io sono capace di. Matteo Armando in un libro, eccolo qua, questo sì anche ve lo consiglierei, questo è veramente appena uscito, L'adulto che ci manca.
lui sviluppa una tesi molto interessante. Il sottotitolo è "Perché è diventato così difficile educare e trasmettere la fede?". Un libro agile perché si tratta di un centinaio di pagine. Lui sostiene la tesi che il grosso problema del nostro tempo non riguarda tanto i giovani quanto gli adulti. Gli adulti che si comportano e ragionano come degli adolescenti. Ma forse non è proprio corretto dire questo. Pensano di essere eternamente giovani. Ecco, questo è forse più corretto, risponde meglio alla sua tesi, no? Degli adulti che pensano di essere sempre giovani e che non lasciano spazio a quelli che giovani sono veramente. Ecco, se avete la possibilità, anche questo è una lettura estremamente interessante, e dice una fatica, dice un problema che forse è sotto gli occhi di tutti. Io, nel proporvi alcune considerazioni stasera, ho cercato di mettermi nei panni di un genitore, perché vabbè, siamo inadeguati, però ho cercato di mettermi nei panni di un genitore che fatica a dialogare con il figlio, la figlia, e si domanda: ma dove ho sbagliato? Non so se capita anche a voi, ma che cosa ho fatto che non dovevo fare o che avrei dovuto fare diversamente? Dov'è il problema? E magari che si pone, no, ma io quando ero ragazzo nei confronti dei miei genitori non mi comportavo come mio figlio si comporta nei miei confronti. Ecco, ho cercato di tenere conto, no, di questa prospettiva. Testi, la letteratura parla di crisi della figura paterna, di evaporazione della figura del padre. Questo è soprattutto Massimo Recalcati che ha coniato. L'Istituto Giuseppe Toniolo dell'Università Cattolica ha promosso un'indagine molto recente. L'indagine è stata fatta dal 31 gennaio al 6 febbraio di quest'anno. Che cosa è emerso? Che per un giovane tra i 18 e i 30 anni il punto di riferimento principale, 33% delle preferenze, è la madre, la mamma. Subito dopo vengono gli amici, meglio un amico o un'amica, il 26%. Partner, fidanzato, fidanzata, amico, per il 14%. Al 9% si attesta il padre. La figura del padre, 9%, 33% le madri, 9% i padri. Quindi donne, avete un vantaggio assoluto. Ma cosa vuol dire questo? Perché va interpretato questo elemento, no? Il professor Pierpaolo Triani, che insegna, è stato tra i curatori della ricerca e insegna lì in Cattolica, dice: il ruolo del padre come punto di riferimento è squilibrato rispetto a quello della madre, e questo spinge a interrogarci se il padre stia perdendo la sua rilevanza. Penso che sia un'affermazione retorica, perché mi pare evidente che l'ha persa già, no? Comunque ci spinge a interrogarci se per caso abbia perso la sua rilevanza. Perché comunque bisogna porsi questo interrogativo? Perché in realtà la fiducia nella figura paterna rimane alta. Il punto di riferimento principale è quello materno, ma in fatto di autorevolezza è il padre che vince sulla madre, che viene apprezzata perché accogliente, perché comprensiva, perché nei momenti di difficoltà è quella che smussa gli angoli. Ciò sembra dire che l'aspetto affettivo
prevale nettamente su quello regolativo e questo rischia però di impoverire l'azione educativa, riducendola a una accoglienza in cui sono carenti le indicazioni e le proposte. Ed è su questo che io adesso vorrei un po' ragionare, facendo una premessa di carattere, se volete, storico, per me utile, importante comunque. Io ho sentito tante volte tutta colpa del 68. È stata tutta colpa del 68, perché il 68 ha rovesciato completamente un modo di vivere, un sistema, un'organizzazione dei rapporti all'interno della famiglia, l'autorità, l'autorevolezza dei genitori, oltre che del padre nei confronti del figlio. Se non ci fosse stato il 68 probabilmente non avremmo tanti dei problemi in cui adesso ci troviamo. Sempre quel Michele Serra di cui vi ho già parlato, a pagina 47 ha un passaggio pure curioso. Portano il ragazzo a vendemmiare con un amico e la sera prima, grande entusiasmo, bello dai che domani si vendemmia. Al mattino gli adulti alle 5 sono già svegli, i ragazzi alle 5 si sono appena addormentati. Arriva mezzogiorno e i ragazzi ancora non si vedono. Quando rientrano dalla vigna si sta pranzando, finalmente arrivano i due ragazzi che dicono: possiamo fare colazione? Sguardo glaciale tra gli adulti, fino a che Stefano, il vicino di casa di Carla e Gildo, il più anziano del gruppo, disse quella cosa precisa e inesorabile, così inesorabile che ancora me la ricordo. Ricordo il suo tono di voce pacato, il silenzio che seguì la frase, la conversazione che poi riprese cambiando bruscamente argomento. E la frase è questa: certo che un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani dormono prima non si era mai visto. E quel che io ho sottolineato nel mio testo è l'avverbio prima. Cioè, prima quando? Se vogliamo collocare nel tempo questo prima, cioè, a cosa fa riferimento quel prima? Ecco, e qui vorrei inserire la prima parte della mia riflessione, perché non è solo colpa del 68, o meglio, se un certo modo di impostare i rapporti tra le generazioni è vacillato definitivamente, crollato e franato a partire dal 68, le cause di quel crollo vanno ricercate molto, ma molto, ma molto prima. Dobbiamo non soltanto risalire ai primi del Novecento, ai regimi totalitari, eccetera, dobbiamo addirittura cominciare da Copernico, dobbiamo quindi andare veramente indietro di secoli, perché quello che è entrato in crisi con la rivoluzione del 68 è un modello di civiltà che ha emarginato, o se volete meglio, ha tolto fondamenta al concetto stesso di autorità. Nel Medioevo i filosofi e i teologi partivano dai cosiddetti loci, cioè 10 principi, l'autorità dei quali non veniva assolutamente messa in discussione e a partire dai quali si deducevano le argomentazioni, ma anche i fondamenti del vivere sociale, del vivere civile. Con la rivoluzione copernicana già comincia a venire messa in discussione la centralità della Terra rispetto al sistema solare, ma poi pensiamo alla rivoluzione francese,
con il mettere in discussione il potere del re e l'introduzione di quei principi, libertà, liberté, égalité, fraternité, che oramai noi respiriamo come un dato assodato, ma che hanno fatto traballare non pochi palazzi quando hanno cominciato a rimbalzare di bocca in bocca. E pensiamo alla rivoluzione darwiniana, prima ancora a quella marxista, alla rivoluzione di Nietzsche, alla rivoluzione di Freud che ci fa capire che non siamo neanche padroni a casa nostra. Perché? Perché dentro ci portiamo, ecco il buon Moretti che fa andare dallo psicanalista il candidato Papa, il quale dice: ma io non me la sento, non so cosa sia successo, avrai avuto dei problemi con tua madre quando eri bambino. Ecco, deficit di accudimento, dice la psicanalista al Papa. Freud che mette in discussione anche questa serenità di lettura delle cose di casa nostra. Quando agli inizi del Novecento Paul Federn pubblica un testo che ha un titolo estremamente significativo sulla psicologia della rivoluzione, la società senza padri. Siamo agli inizi del Novecento, non siamo nel 68. Perché cosa intuisce questo studioso? Che una certa affermazione dell'autorità del capo, della guida, è un modo per mascherare qualcosa, per nascondere delle inconsistenze. E gli farà eco agli inizi degli anni 60 un testo che forse conoscerete di più, Verso una società senza padre, di un tedesco, Mitscherlich, che cerca di mettere in relazione tra di loro da una parte i fenomeni di autoritarismo, fascismo, nazismo e dall'altra l'anti-autoritarismo degli anni 60. Ecco, tempo in cui si chiude un ciclo e improvvisamente l'Occidente si accorge di avere non solo smantellato quel principio di autorità che era a fondamento delle istituzioni religiose e politiche, del rapporto interpersonale anche all'interno di circoli convenzionali, non ufficiali, e poi una crisi generale, una crisi che ha eliminato un altro elemento estremamente importante, cioè il valore simbolico della figura del padre, che è forse la cosa della quale non ci si è accorti subito, no? Che stava evaporando, ma che di fatto rimane a segnare in maniera profonda, indelebile, gli anni 60 e il tempo in cui adesso noi viviamo. Ecco, assieme a quel modello di autorità che era diventato autoritarismo, viene meno, evapora il simbolico paterno. Eppure sappiamo quanto bisogno ci sia dell'autorità, perché senza autorità un bambino, e lo sappiamo tutti, non si diverte quando non ci sono le regole del gioco e quando non c'è uno che faccia rispettare quelle regole. E addirittura pur di avere delle regole si può essere disposti a rinunciare alla propria libertà, e l'abbiamo visto succedere nel corso della storia. La coscienza ha bisogno di non essere lasciata sola di fronte a snodi cruciali, importanti, fondamentali della vita. Non so se avete avuto la possibilità di leggere la leggenda dell'inquisitore di Dostoevskij, quando
all'inquisitore viene presentato, si immagina, un incontro tra Gesù Cristo, redivivo, e il grande inquisitore, il quale dice: noi dovevamo ucciderti, perché tu hai inoculato nella testa della gente un'idea troppo difficile da gestire. E come fa l'uomo a organizzare la propria libertà da solo? C'è bisogno di persone come noi, che danno delle regole, che dicono cosa bisogna fare, che salvano una persona dall'ansia del discernimento e della decisione. Accanto a questa riflessione, un po' quindi diciamo la crisi che la figura del padre, del genitore, dell'adulto oggi vive, è legata a questo venir meno di un concetto di autorità e di quello che l'autorità rappresenta. Dobbiamo fare una seconda considerazione molto importante. Assistiamo nel nostro tempo a una confusione tra libertà e possibilità. La libertà e la possibilità che potremmo formulare anche con una domanda: come gestiamo oggi la libertà? Che cosa è successo nel nostro tempo, negli ultimi decenni, ma potremmo anche prendere dal Novecento in avanti? Che cosa si è verificato? Che si è dato un accesso discretamente generalizzato al benessere, star bene. Tutti quanti abbiamo, e nonostante la crisi continuiamo ad avere anche del superfluo, alla democrazia, no, dittata dall'alto, e al pluralismo culturale. Non un'unica linea politica o un unico pensiero dominante, ma la convivenza di più punti di vista, di culture differenti, religioni differenti, che insistono nello stesso territorio, al di là del fatto che la globalizzazione abbia consentito dei contatti, degli avvicinamenti tra culture che sono comunque dislocate in punti estremi del pianeta. E il motore di questa generalizzazione di benessere, democrazia, pluralismo culturale può essere così articolato. In una non è adesso una lettura politica la mia, ma devo necessariamente richiamarmi a queste due impostazioni. Da una parte a destra, no, una sorta di neoliberismo che viene considera le persone tanto più libere quante più scelte sono a loro disposizione. Tanto più io ho davanti scelte, io sono libero, e questo è legato all'idea di progresso in cui noi siamo inseriti, con quella continua cascata di possibilità che il progresso garantisce. Ma senza scomodare i massimi sistemi, adesso io ho un cellularino piccolo, un Tascio magari, che anche potrebbe essere considerato, ma dopo questo modello ne sono usciti almeno altri 7-8 probabilmente. Quando i ragazzi mi vedono armeggiare con questo pensano che sono antidiluviano, e probabilmente hanno ragione. E poi c'è l'iPad, l'iPod, l'iPod, insomma, no. E quanto più aumenta questa possibilità di scegliere tra modelli differenti, eccetera, tanto più io sono libero, tanto più io ho la possibilità e a questo si quasi abbina, facendo da pandan, un'idea che potremmo considerare più di sinistra,
che non ci sia nessuna comunque autorità, cioè che mi dice quale devo scegliere, quale è il migliore tra i vari modelli. Io sono legislatore di me stesso, non esiste nessuna autorità al di là del mio io, e quindi mettendo insieme questi due estremi cosa salta fuori? Che la libertà è questo infinito esplorare possibilità su possibilità senza un criterio stabile di giudizio. Io faccio delle prove e mi fermo all'opzione che più mi sta bene, quella che maggiormente mi aggrada. E nel passare di prova in prova, che cosa faccio? Consumo occasioni, consumo possibilità, consumo anche relazioni, perché fondamentalmente anche le relazioni sono possibilità accanto ad altre. Ho a disposizione delle cose, ho a disposizione delle persone e io ci passo attraverso prendendo quello che mi fa stare bene, a prescindere da una griglia, no, valoriale che mi consenta di fare un discernimento non strettamente esperienziale. E quello che mi ha colpito, no, anche passando per via Roma, proprio l'ho notato stamattina andando a casa dopo la scuola, c'è un negozio di telefonini che ha proprio sulla vetrina, campeggia a caratteri cubitali, power to you, potere a tua disposizione. E fosse così semplice, ma questa è una balla colossale, è una menzogna totale, perché non è assolutamente vero che con il telefonino in mano io ho la bacchetta magica del potere. Ecco, c'è un modo, no, di vivere nella realtà e a contatto con la realtà che ci fa restare perenni adolescenti. Per cui io passo da un'esperienza all'altra e ci rimango finché mi gratifica, finché mi aiuta, non so, solletica il mio amor proprio, mi aiuta a star bene, eccetera, e dopo passo tranquillamente a un'altra esperienza, un'altra situazione, oppure un'altra frase che ho letto in un libro di un sociologo di Milano, Vincenzo Cesareo. Quante volte nel proporre un prodotto, la filosofia che sottende alla pubblicità è: guarda che tutto il potere gira intorno a te, tu sei il centro, tutti siamo qui a tuo servizio, a tua disposizione. E anche questa è una grande illusione, perché non è assolutamente così. Ecco, il fraintendimento allora, no, di libertà e di possibilità. Non è vero che io sono più libero perché ho più possibilità di scelta davanti. È un elemento questo della libertà, ma non basta per garantire libertà. C'è un terzo passaggio che voglio vedere insieme con voi ed è, possiamo formularlo così, la scissione della sfera etica da quella affettiva che si è generata nella nostra cultura negli ultimi decenni. Questa è una considerazione, un'argomentazione pedagogica, no? Un bambino, un essere umano, ha dei bisogni fondamentali che potremmo classificare secondo questa griglia, questo schema. Dei bisogni affettivi. Un bambino ha bisogno di sapere chi gli vuol bene e chi non gli vuol bene. Dei bisogni cognitivi, abbiamo bisogno di sapere. E perché?
E perché sta roba qua? E perché quante volte insomma ci si spazientisce anche perché una volta due, ma quando le domande sono... non sempre succede alle scuole superiori, ma i bambini finché sono piccoli fanno tante volte la domanda perché. Dopo forse, siccome l'hanno spesa molto nella prima infanzia, oramai non la conoscono più, l'hanno detto, sono a secco, hanno le riserve esaurite. Ci sono dei bisogni cognitivi, uno ha bisogno di sapere, ci sono poi dei bisogni etici. Ci si domanda, cioè, cosa è giusto, che cosa è sbagliato e perché una cosa è giusta o sbagliata. Poi dei bisogni sociali, bisogni di relazione. Un bambino si può anche divertire da solo, ma vediamo, insomma, nella relazione c'è una maturazione diversa. Che cosa è avvenuto nel corso degli ultimi decenni? Che si siano come separati i bisogni affettivi da quelli etici. L'approccio affettivo è andato per conto suo rispetto all'approccio etico, l'approccio affettivo, perché tutti noi desideriamo che i nostri figli ci vogliano bene, tutti desideriamo essere il genitore che i figli hanno sempre voluto, noi insegnanti, l'insegnante di cui i ragazzi parlano sempre in maniera entusiasta, è che a volte devi dire anche delle cose che i ragazzi non vorrebbero sentirsi dire. No, chi si prende la responsabilità di dire al figlio no, sentendosi dopo dire sei cattivo oppure sei cattiva, a volte vabbè insomma non ci fai caso, oppure ma genitori a volte amici che hanno figli piccoli, non puoi immaginare quanto mi costa dirgli di no, gli dico di no, dopo vado di là, mi metto a piangere perché non ce la faccio a vederlo piangere o a vederlo arrabbiato, eccetera. Ecco, per secoli si è dato il peso maggiore ai bisogni etici, quindi alla trasmissione dei valori, a tutto quello che rappresenta o favorisce l'orientamento al bene, le regole, il valore della famiglia, dell'appartenere a una stirpe. Di fatto che cosa è avvenuto negli ultimi decenni? Che il peso maggiore è stato alla dimensione affettiva. Giustamente anche per il recupero rispetto a un ritardo secolare che si era accumulato prima, però nel momento in cui poi questa attenzione affettiva ha non solo doppiato ma addirittura abbondantemente perso per strada la dimensione etica, ecco, assistiamo a quella che i pedagogisti francesi chiamano la dittatura del bambino. Per la verità parlano del bambino re, il bambino che detta le leggi. Non sono più i genitori che dettano le leggi, sono i figli. Non so se conoscete la Paola Milani che insegna pedagogia qui alla nostra università, parla di bambini primo ministro. In Italia forse funziona di più, sono loro che stabiliscono la scaletta e tutta la famiglia si organizza intorno al bimbo. Oppure penso che sarà capitato anche a voi o ad amici, si arriva a casa stanchi la sera, hai il bambino piccolo, magari i figli vostri sono oramai tutti grandi, ma quando erano piccoli vi sarà capitato che il bambino arrivi a casa la sera, si mette a fregnare e ti domanda una cosa, bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro, bisogna preparare la cena,
il fatto che ti chieda un po' di tempo, che ti domandi, ti costringe a organizzare facilmente gli concedi, ma sì, vai a vedere la televisione, ma sì, ecco, prendi una caramella, ma sì, stai buono, no, è pronta la cena, bisogna che stiamo, ma io voglio la caramella, no, la caramella te la do dopo quando hai finito la cena, ma io la voglio subito, per non questionare tieni la caramella, la minestra la mangerai domani. La caramella fa saltare le relazioni. È il no che dici alla caramella che instaura le relazioni, perché la caramella è un acconsentire subito, è un non affrontare la questione, il no lo devi argomentare. Il no chiede da parte tua attenzione, tempo, il lasciare da parte qualcos'altro a cui avresti voluto dare un po' di tempo in quel momento. Ecco, 3 flash quindi, no? Questo discorso relativo all'autorità, la libertà come possibilità, quindi un maluso della libertà, e poi questa divisione, questa scissione tra sfera etica e sfera affettiva. Sono 3 spunti che ho preso, avremmo potuto prenderne almeno altri 7, 8, 10, ne ho presi 3, quelli che a me sembravano i più significativi e con i quali ci troviamo a che fare continuamente sono spinte, sono come dei canali carsici che ogni tanto affiorano, altre volte sono sotterranei e che comunque incidono sui nostri rapporti con i figli e sui rapporti dei figli con noi, e che portano a parlare di questa evaporazione del padre, questo venir meno dell'autorevolezza del genitore, dell'adulto nei confronti delle nuove generazioni, e noi continuiamo a porci la domanda, e che dobbiamo fare? Cioè, in che direzione ci dobbiamo muovere? Perché indietro non possiamo tornare, perché nessuno di noi verrebbe in mente di fare il genitore, non dico come il padre, come il nonno faceva, ma nessuno di noi. A me non verrebbe assolutamente di fare l'insegnante come lo faceva il mio insegnante di latino e greco in ginnasio. Se lo facessi, probabilmente voi fra un paio di giorni verreste a dire: ho sentito, ma come mai, ma cosa sta succedendo, perché? Perché certi modelli comportamentali avevano un senso dentro un contesto, dentro una realtà nella quale certe dinamiche erano pacificamente condivise. Non possiamo più tornare indietro. E d'altro canto, non so a voi, il futuro facciamo fatica a immaginarlo. Facciamo addirittura, per certi versi, il futuro può farci paura, perché diciamo, ma andando di questo passo, che sbocco avrà la strada? Da che parte? Ed ecco allora la parte più positiva di questo voglio proporvi un altro testo da un breve romanzo di Amélie Nothomb, Uccidere il padre, che se ne avessimo bisogno ci dà un'ulteriore conferma di come i rapporti genitori-figli e la figura del padre poi, no? Sia completamente ribaltati. Alla fine di questo testo, che io leggo abbastanza e generalmente non che resti indifferente alle letture, ma difficilmente resto con un senso di amarezza dopo la lettura di un romanzo, di un racconto, come mi è successo dopo aver letto questo. Questo è stata come una coltellata
che non mi sarei aspettato, anche perché l'ho visto pubblicizzato dal Sole 24 Ore. Io i consigli del Sole 24 Ore della domenica di solito li seguo perché trovo dei titoli molto molto buoni, molto interessanti, e la storia, non vi riassumo, leggo solo la parte finale. Un signore, potrebbe avere la mia età, sui 50 anni circa, che sta al banco, siamo in un bar, sta al banco del bar, in uno dei tavoli gioca d'azzardo un ragazzo giovane che si capisce essere una sorta di figlio adottivo del signore che è al tavolo del bar, e sta giocando per l'adulto che è qua. Dunque viene avvicinato da una persona che gli chiede della moglie, perché in teoria io sono sposato, che ne è di Cristina? E lui risponde: non lo so. E questo non la preoccupa. Senza dubbio la mia vocazione di padre era più importante per me. Lui è nel bar per il figlio che sta. E questo non la avrebbe potuto avere dei figli con Cristina, forse potrebbe averne ancora. Lei non capisce. Io ce l'ho già un figlio, quello che mi sono scelto, e indica il ragazzo che è seduto. Ma lui non l'ha scelta. Aspetto che cambi idea, aspetto che mi renda giustizia. Ma non vede che la giustizia è l'ultima delle sue preoccupazioni? Ha torto, bisogna essere giusti, ma anche lei ha torto, sta sprecando la sua vita e quella di lui. Non posso fare altrimenti. I figli che non vengono riconosciuti dal proprio padre ne soffrono, ma esiste una sofferenza più grande, quella di un padre che non viene riconosciuto dal proprio figlio. Mi voltò le spalle, non aveva più voglia di parlare con me e se ne va. Lui, padre adottivo, che aveva per il ragazzo fatto quello che mente umana non può neanche immaginare, e che alla fine viene miseramente scaricato, e lui per 8 anni lo segue nell'attesa che il giovane si ricreda e gli dica grazie per quello che hai fatto. Ecco, c'è una sofferenza del figlio che non riconosce, che non ha la possibilità, ma c'è anche il contrario. Ed è la situazione imbarazzantissima in cui noi ci troviamo, veramente inedita nell'arco della storia. Non i padri che riconoscono i figli, ma i padri che si aspettano di essere riconosciuti dai figli, di essere in qualche misura approvati, che i figli dicano sì, effettivamente, grazie, bravo, hai detto quello che io mi aspettavo di sentire, hai fatto quello che... È veramente paradossale. Ecco, non so se le 3 pennellate che ho cercato di tratteggiare prima possono essere una pista, no, per trovare la risposta al perché di questa situazione così strana, però ecco, almeno uno stimolo, un aiuto spero lo possano dare. E veniamo, dicevo, a una seconda parte che sarà un po' più breve. Vi chiedo scusa perché speravo di avere già finito, in quanto dicevano gli antichi che più breve è il libro, meno saranno le scemenze che contiene. Più breve è quello che uno dice, e meno le stupidaggini che va seminando, ma sarò più breve, ma non perché meno importante, ma in quanto penso sia già anche in qualche misura riflessione vostra quello che sto per dire. Il testo di Massimo Recalcati, Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna. Qualcuno dei presenti l'ha già letto? Nessuno. Se avete il linguaggio, lei l'ha letto benissimo, il linguaggio è quello dello psicanalista e si sente. Non è però così tecnico, no, come potrebbe sembrare. È un libro, per me almeno è stato illuminante. Io l'ho trovato, ne ho anche una copia se qualcuno desidera poi
acquistarla, ma non ho da Massimo poi una parcella sui libri che riesco a vendergli, è che ho pensato che avrebbe potuto essere, no, anche per voi un servizio aggiunto, mettere a disposizione qualche testo. Massimo fa una considerazione di questo genere. Qual è la funzione simbolica del padre? Il padre è colui che consente al figlio, alla figlia, di essere diversa dalla madre. La tesi che lui sviluppa è questa, che poi è, credo, anche abbastanza immediato intuire, anche da un punto di vista biologico. Se non ci fosse il contributo degli spermatozoi maschili, i figli sarebbero una copia genetica della madre, mentre è proprio questo contributo esterno. Il padre è colui che fa sì, o che dovrebbe far sì, che il figlio si stacchi dal seno materno e colga la vita come segno, gioco un po' con le parole, perché c'è questa simbiosi tra madre e figlio gratificante per entrambe, gratificante per il bambino che succhia il latte, ma gratificante anche per la madre, perché il figlio dà senso al suo essere madre, e il padre è colui che rompe questa simbiosi, consentendo di fare un passaggio fondamentale che è imprescindibile nella maturazione di una persona, il passaggio dal godimento al desiderio. Ecco, il padre chi è? È colui che vigila sul desiderio e sui desideri del figlio, anzi è colui che consente al figlio, dovrebbe consentire al figlio, di vedere che al di là del godimento c'è un altro motore che muove la vita di una persona, ed è dato, il motore è dato appunto dal desiderio, cioè dall'andare oltre il contingente, oltre l'appagamento immediato. Il padre è questo garante e lo fa come? Lo fa attraverso la legge, lo fa mettendo al godimento del ragazzo, che è un limite, un freno. È fondamentale la funzione paterna nell'elaborazione del limite. È certo però che richiede che il padre abbia la spina dorsale, perché se il padre ha paura di confrontarsi con la lacrima del figlio, si ingrippa il meccanismo. Ma questo essere, diciamo, l'allenatore del desiderio implica anche un altro aspetto fondamentale, l'avere fiducia nel desiderio dei figli. E questo non è scontato, è un passaggio non immediato, fondamentale ma non immediato. Perché leggete la lettera al padre di Kafka, quando sto ragazzino diceva: tu eri per me ingombrante da morire, anche quando eravamo nello spogliatoio e ci cambiavamo solo la tua presenza fisica era per me opprimente, io gracile, tu forte. Addirittura neanche volevo accarezzare l'idea del matrimonio, perché sposarmi avrebbe voluto dire diventare come te. Io non riuscivo a... se non l'avete letta è una lettera veramente... Ecco, il padre allora chi è? Non solo quello che allena al desiderio, ma colui poi che ha fiducia nei desideri dei figli e ha fiducia nei talenti del figlio. Perché il godimento senza desiderio è un godimento senza soddisfazione. Accanto al desiderio, poi
a questo essere garanti dei desideri dei figli, c'è un'altra parola magica per Massimo Recalcati, la testimonianza. Il padre è colui che testimonia, che dà credito al fatto che oltre il godimento c'è un orizzonte molto più interessante, molto più coinvolgente e verso il quale bisogna spingersi con coraggio. Ecco, però testimoniare, non insegnare con le parole. Non è che il padre è terribile, il padre spermatozoo, cioè il padre che è presente all'inizio e poi chi si è visto, ma è terribile anche il padre che ha le ricette in tasca. È terribile il padre che ha l'ideale, anzi rappresenta l'ideale, e tu devi essere come me, e guarda come facevo io, e guarda, oppure che ha un livello di ideale così alto da presentare al figlio che alla fine lo schiaccia, le schiaccia ogni aspirazione, anche la più semplice. Il padre, ecco, non è colui che insegna, ma è veramente il testimone. E il testimone di che cosa? Di una promessa. La promessa che andando oltre il godimento si può arrivare a un'altra sponda ancora più potente, che più senso dà alla vita. E questo è un pensiero che sviluppa soprattutto Massimo nel testo. Spero che abbiate la possibilità di vederlo. Vorrei recuperare però anche un altro concetto che non si trova in Recalcati. Io l'ho trovato soprattutto negli scritti di Mauro Magatti, un sociologo di Milano, che parla del padre e del genitore come dell'essere generativo, che non è liquidato con la generazione biologica, aspetto indubbiamente dell'essere generativi, ma non basta. Quali sono le due caratteristiche dell'essere generativi? Primo, capire che il soggetto non è né inizio né fine del mondo, non è l'inizio e non è la fine. Io sono in un legame, in un rapporto interpersonale che mi costituisce profondamente. Noi siamo sempre in rapporto a qualcun altro. Noi nasciamo indebitati con qualcuno. E questo ci porta contro l'individualismo esasperato del nostro tempo, che è un po' alla base anche della crisi della figura paterna. E poi, secondo elemento, la libertà è capire non solo cosa io posso fare, ecco, quella libertà e possibilità di cui parlavamo all'inizio, è capire cosa io lascio al mondo. Quando io chiuderò la mia stagione, cosa lascio? Qual è la consegna, il testimone che io passo agli altri? Ecco, è solo questo che fa della nostra libertà un gesto di responsabilità. Vorrei chiudere proprio con una battuta di Massimo Recalcati, che per suo figlio, lui è ebreo ed è ateo, anche se leggendo i suoi libri è più cristiano di molti. Lui si è posto il problema dell'educazione religiosa di suo figlio e sentite come l'ha risolta. Vediamo se trovo, ecco qua.
Ho deciso, con il consenso di mia moglie, di insegnare ai miei figli che è ancora possibile pregare, perché la preghiera preserva il luogo dell'altro come irriducibile a quello dell'io. Strano sentire, no, un psicanalista ateo che dice come per suo figlio abbia valutato di scegliere, abbia voluto l'educazione religiosa. Perché? Perché è lo strumento che consente alla persona di avvertire oltre i confini del proprio io la presenza di qualche altro. Ma per pregare, questo ho trasmesso ai miei figli, bisogna inginocchiarsi e ringraziare. Ma di fronte a chi? A quale altro? Non so rispondere e non voglio rispondere a questa domanda. E i miei figli, d'altronde, non me la pongono. Quando me lo chiedono, pratichiamo insieme quello che resta della preghiera. Preserviamo lo spazio del mistero, dell'impossibile, del non tutto, del confronto con l'inassimilabilità dell'altro. Amen, così sia, sia così. Il tempo in cui il padre non può più rispondere sul senso della vita e della morte, sul senso del bene e del male, nell'epoca che Lacan definisce dell'evaporazione del padre, quello che resta è la forza di una preghiera che intende rispettare il mistero di quello che semplicemente esiste. E penso che anche per noi sia veramente prioritario salvaguardare questo senso del mistero. Ai ragazzi di terza al liceo classico ho fatto vedere un film appena rientrati dalle vacanze di Natale, La forza del campione. Se non avete visto Habemus Papam, non posso sperare che abbiate visto. Però se vi capita lo trovate anche su YouTube, quindi insomma non c'è neanche la fatica di andare al cinema. Anche questo è un film molto bello, istruttivo, è del 2006 e mette sulla scena una storia realmente capitata. Un giovane liceale, atleta, ammirato da tutti, stimatissimo, eccetera. Poi bello, quindi tutte le ragazze che gli giravano intorno, il re delle feste. Un incidente in moto lo costringe praticamente all'immobilità e rischia, anzi il suo allenatore gli dice chiaramente: tu non potrai più gareggiare. E trova però un anziano che lui chiama Socrate, non gli dice il proprio nome, si offre però di allenarlo a far diventare il suo handicap non un blocco ma una risorsa. E la prima cosa che dice al giovane Dan, così si chiama il protagonista, Socrate gli dice: devi liberare, anzi ritorno un attimo indietro, lo va a trovare un giorno e gli dice: va a buttare la spazzatura. Buttare la spazzatura. Amen, la tua spazzatura, va tu a buttare la spazzatura. E gli si avvicina e gli dice: la spazzatura che devi buttare è quella che è qua dentro, è questa la spazzatura. E lo allena, lo abitua a liberarsi da tutta una serie di schemi mentali che un po' si era costruito, un po' gli avevano inculcato e che lo rendevano prigioniero di quella situazione. Ecco, penso che anche nel nostro caso potremmo discutere sul padre, sul genitore, sull'adulto e parlare ore, giorni, settimane, leggere libri. L'importante è buttare la spazzatura, cioè non lasciarci bloccare da schemi più o meno intelligenti o che sembrano tali
e cogliere l'elemento reale, oggettivo che è a nostra disposizione, ed è la relazione a tu per tu con i figli tra generazioni, diciamo. E questo è un dato di cui possiamo disporre e su cui possiamo fin da subito partire per costruire qualcosa d'altro. La fine del film è proprio questa battuta: siamo qui ed ora, tutto il resto è spazzatura. Se cogliamo questo possiamo andare e non prendere paura dell'essere padri in tempi difficili, dell'essere madri un po' troppo mammone, coccolone nei confronti dei figli, e affrontare insieme le sfide del futuro. Ecco, qui finisce la mia riflessione. So, forse abbiamo un po' di tempo per scambiare qualche battuta o anche ampliare la riflessione con considerazioni da parte vostra.